Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio dal comunale Circillai di Barissardo per raccontarvi la 14ª giornata del campionato di prima categoria Girone C. Attenzione, adesso il pallone viene messo in mezzo ancora dalla formazione ospite, qui c'è la pressione da parte del Barissardo, cade a terra il giocatore con la maglia numero 2. Si tratta di Mussa, arriva la seconda ammonizione, pallone in mezzo ancora, non c'è però nessuno, solo un giocatore dell'Atletico Lozzorai, un bel tocco qua a scavalcare per i giocatori del Barissardo che chiedono il calcio di rigore che in effetti è arrivato, tutto pronto dunque per il penalty, arriva ora il calcio di rigore. Barissardo in vantaggio 1-0, dunque Capitan Wilson la sblocca sul calcio di rigore. Le due squadre sono entrate in campo già nervose dal primo tempo e niente, il Barissardo vuole portare a casa il risultato, si sta provando in tutti i modi in questo momento con Mussa per CDB, che gol! Riesce a uscire molto bene il Barissardo con quello che di fatto si sta delineando come un notevole sovrannumero. Pallone viene messo in mezzo per Sidibe che non può certamente sbagliare e regalare il 3-0 alla formazione del Barissardo. Un 3-0 che comunque è stato costruito non a fatica, soprattutto nella prima frazione di gioco dove l'obiettivo doveva essere quello di cercare di non sforzarsi. Tutto facile, 4-0, lo vedete, arriva il gol proprio dell'ultimo arrivato, l'ultimo entrato Duarte. Andiamo a portare avanti questo progetto, lo facciamo soprattutto per i bambini che credono nel calcio. E adesso vediamo un altro gol di Ferrari. Hanno già il sapore di record a livello anche italiano, per ad esempio delle differenze in reti. Palo e rete per il Barissardo. Tutto questo porta al desiderio da parte dei presidenti di regalare all'Ogliastra record e storia. Intanto qua si fa fatica perché arriva il gol numero 8. Adesso mi è allungato un po' nel racconto di quella che è di fatto ormai da 6 anni la nostra realtà, e arriva il gol, e questa è la festa migliore perché arriva il gol di Fanni. Aveva già segnato Fanni questa stagione? No, assolutamente no, ha dato il lieto fine a questa partita che è appena conclusa.